Assessore Maurizio Franz, ormai la città è pronta ad accogliere l'arrivo del Giro d'Italia, cosa sta succedendo? Come vi siete preparati? Beh, ormai manca pochissimo perché martedì ci sarà la grande tappa con partenza da Udine ed arrivo a San Daniele e quindi ci siamo preparati per una grande notte rosa lunedì e qua siamo in piazza San Giacomo che sarà la protagonista di questo evento perché grazie alla cooperazione fra i vari operatori di questa piazza qua e anche alle banche di credito cooperativo del gruppo ICREA che hanno sponsorizzato l'iniziativa potete vedere qua tutta la piazza vestita di rosa con tutti questi vasi qua che adornano non solo la piazza ma anche la splendida fontana e poi le iniziative portate avanti dal comune di Udine, ossia ci sarà una pianista che suonerà lunedì sera alle 19:30 e ci sarà un effetto, un grande gioco di luci anche sui palazzi della piazza e quindi una cornice particolarmente scenografica per un evento importante per la città di Udine.